Benvenuti in questa nuova puntata di Incontri in Pedemontana. Quella di oggi è un'occasione particolare. Non visiteremo un luogo specifico, ma ne visiteremo molti. Anzi, li rivisiteremo. Quella che vi proponiamo oggi, infatti, è una carrellata dei video che più vi sono piaciuti negli ultimi 2 anni. Per iniziare vi riproponiamo quello che è stato il nostro primo video realizzato per la rubrica Incontri in Pedemontana. Andiamo allora a rivederci il servizio realizzato sul Monte Palon. Palon praticamente aveva dominio di quota sulla dorsale Monfenera, aveva validi osservatori nella conca di Alano, stretta di Quero, perciò aveva un dominio di quota molto importante. È stato importante soprattutto durante la battaglia d'Arresto, perché praticamente è quello che ha impedito proprio lo sfondamento della dorsale Monfenera. Che sento in giro praticamente delle parole che gli alpini stanno morendo perché magari dall'ultimo oppure che ci lasciano perché vanno avanti. Con il discorso degli amici degli alpini noi riusciamo a sopperire a questa mancanza perché tutti i nostri amici che ci danno una mano sono tutti inquadrati all'interno del gruppo Alpini di Possagno come amici degli alpini. Perché vale la pena venire a visitare il percorso della memoria? Per le giovani generazioni soprattutto, per dar modo a questa memoria, che per me è un muscolo, di essere allenato. Dal versante del Grappa passiamo a quello del Monte Cesen. Andiamo ora a scoprire i segreti della vita di Malga. Il Malgaro inizia i primi di giugno, viene in Malga, porta i suoi animali qua in Malga, pascolare, e con il latte fa i formaggi di Malga, che sì, sono tanto richiesti anche come formaggi. Ormai sarà la 4ª generazione la mia che facciamo questo lavoro, sì, da tanti anni. Lo faceva mio bisnonno, mio nonno, mio papà, adesso io. Ci si alza la mattina, si va a prendere gli animali al pascolo, li si porta in stalla, si fa la mungitura e dopo col latte si inizia a lavorare in caseificio, si fa i nostri formaggi, ricotta, burro e via dicendo.
Noi lavoriamo come una volta, lavoriamo ancora a latte crudo, mettiamo il latte in cagliera, scaldiamo il latte, mettiamo il caglio e dopo si fa il formaggio come una volta, sì. Il latte alla sera lo mettiamo nelle bacinelle per fare la panna di affioramento e viene il burro, che è un burro giallo diverso da quello che vedete giù nei supermercati, che è bianco, sì. È tutto dei prodotti diversi da quelli che trovate giù nei supermercati. Per uno che da piccolo è sempre stato da queste parti è difficile non ritornare. Se sei abituato a stare in Malga da piccolo, prendi la passione per gli animali, dove sei sempre stato assieme e niente, è una passione in pratica. Difficile che uno che non è mai stato in Malga che venga su con gli animali qua, però se da piccolo hai sempre fatto questo lavoro ti rimane dentro e vai avanti. E ora concludiamo in bellezza, nel vero senso della parola. Andiamo allora a scoprire il castello di San Salvatore a Susegana. Le donne, i cavalier, l'arme, gli amori, le cortesie, le audaci imprese. Cantava Ludovico Ariosto all'inizio della sua opera più celebre, l'Orlando Furioso. Effettivamente è un castello che è stato costruito a partire dal 1245, quando i Collalto, che all'epoca erano conti di Treviso, si sono spostati su questa sponda del fiume Piave. E la collina di San Salvatore, da cui ha preso nome il castello, era una collina nella quale era stata disboscata dai frati di Follina, i cistercensi, e praticamente non c'era nulla, una specie di granza che era una specie di struttura agricola, ma molto molto primitiva, agricola forse al limite del militare, ma tipo, faccia conto, una palizzata, qualcosa di legno, una minuscola struttura creatasi attorno ad una chiesina, quella di San Salvatore. Allora partiamo dal 1245, i Collalto riescono ad ottenere la collina di San Salvatore e a partire da allora cominciano la costruzione del castello. Chi ha dato un grandissimo impulso alla costruzione del castello è Rambaldo VIII ed è uno dei nostri antenati che, tra l'altro, piccolo segreto, è il nome che abbiamo dato a uno dei nostri vini, ma ormai da tantissimo tempo, Rambaldo VIII. E poi ha continuato l'opera suo figlio Scanella e praticamente a metà, verso 1320, 50, quegli anni lì, il castello aveva raggiunto la sua attuale dimensione, ovvero sia una parte centrale la rocca e attorno una specie di villaggetto racchiuso da un'altra cinta muraria, ovvero sia 2 cinte murarie, e questa è la struttura che ancora oggi potete vedere. Per cui una longevità sia di struttura che di presenza familiare nello stesso luogo. E questa è una storia di per sé abbastanza straordinaria, insomma sono pochi i casi in Italia, direi anche in Europa, in cui ci sia questo stretto legame tra una famiglia e il suo territorio.
Poi è un dato di fatto che all'epoca ogni generazione apportava le sue modifiche, i suoi cambiamenti, per cui da una struttura sostanzialmente difensiva, un castello per definizione è una struttura difensiva che sta su un cocuzzolo perché deve da lì controllare i vari passaggi, ovvero sia le strade, i guadi, e in questo modo esercita la sua funzione proprio difensiva vera e propria. Quando poi però i tempi si fanno meno bellicosi, quando si passa ad un tipo di vita più sereno con la Pax Veneziana, lì ovviamente il castello prende un altro aspetto, ovvero sia diventa una corte in cui letterati, poeti, musicisti, pittori, scultori, artisti di ogni tipo vengono a arricchire la vita dell'epoca. E dunque adesso praticamente mio padre finì questi lavori più o meno verso il 2003, poi mancò nel 2004 molto purtroppo, ma almeno vide realizzata la sua opera, era veramente diventata il suo motivo di vita, assolutamente una ragione di vita, vedere costruito riportato alla luce questo castello. Ed è da allora che effettivamente è diventato un centro di organizzazione di in fondo qualsiasi tipo di evento si voglia. È un posto che è aperto al pubblico per ciò per cui può rendersi utile, ovvero sia il castello tale per cui ha una tale funzionalità che può essere adatto ad organizzare una piccola manifestazione, una piccola fiera, Vino in Villa ad esempio, la manifestazione faro del Consorzio di Conigliano e Valdobbiadene è stata organizzata qui per tanti anni, poi il Covid ha dato naturalmente una frenata a tutte queste iniziative. Ma diciamo questo, piuttosto che serate, piuttosto che convegni, Confagricoltura, Assindustria, sono tutte anche organizzazioni a livello appunto regionale o nazionale importanti che si sono riunite qui, per cui ogni tipo di evento, il castello si presta a mille cose. Si chiude così questa puntata speciale, formata da una serie di pillole dei luoghi che siamo andati a visitare in questi 2 anni e mezzo. Speriamo di avervi dato qualche spunto per visitare alcuni scorci della nostra Pedemontana. Noi, come sempre, vi ringraziamo per averci seguito, vi auguriamo una buona estate e noi ci rivediamo alla prossima puntata. A presto!